calcio è bello perché è strano, forse è la partita più bella fatta da noi fino all'1-0 almeno. Partita bella, tosta, conosciamo le loro caratteristiche che poi sappiamo quelle che sono, quindi preparata in maniera meravigliosa. Dopo 3 minuti perdi il giocatore, forse il faro che ti dà, però i ragazzi hanno fatto comunque grandissime cose, poi è un'espulsione che ti cambia tutte cose. E poi ti ripeto, fino all'1-0 una squadra sola in campo, e chi ha visto la partita ha visto una squadra sola in campo. E per questo ti stai male, perché poi prendi 5 gol, realmente non esiste. Però il calcio è bello, è questo, devi accettare, si lavora, ma mi sono divertito anche oggi. Lui ha avuto un problemino la settimana scorsa e in maniera preventiva abbiamo preferito non farlo giocare già in prima partita in casa. Da martedì mi ha detto che stava bene, che il problema, facendo le cure e facendo anche un'ecografia, non c'era nessun tipo di problema, quindi per me era tutto ok. Poi a quanto pare alla prima palla ha alzato un po' troppo la gamba e ha sentito il piccolo risentimento e poi dopo un secondo mi ha detto di uscire. Non so il perché, stavo guardando la palla che era da quest'altra parte, non so se David ha detto qualcosa, ma non parlo nemmeno, si può dire italiano, non penso che abbia potuto dire chissà che cosa di così offensivo, quindi niente, va bene, accettiamo, quel bello del calcio è questo, devi avere la forza di lavorare come stai facendo, è una squadra giovane, sappiamo i nostri difetti e dobbiamo migliorare. Non mi è piaciuto lo svaccamento dopo il 2-0 perché realmente non puoi prendere 3 gol nel giro di 4-5 minuti in quella maniera, però capisco anche il loro umore, quindi ripeto, una squadra giovane è fatta di quello. In 10 si gioca la partita fino al 70esimo e poi rischi se va tutto in un certo modo di prendere 5 gol nel giro di niente. Però è il calcio, lo accettiamo per quello. Troppa differenza tra le categorie importanti dove a minima cosa vieni controllato e in queste categorie che può succedere di tutto. Però lui ha visto questo, accettiamo la sua decisione, quindi però non è stato il rigore, però poteva cambiare la partita, però non è stato il rigore il problema, qui sono state altre le cose. Il problema è una partita d'errore finisce con una partita di errore, cioè ogni fuorigioco di rientro non veniva segnalato perché lui era sempre in ritardo. Purtroppo il problema è quello, quando il calcio di oggi è velocissimo devi mettere gente che sia in grado di essere veloce come la palla. Ogni fuorigioco di rientro, perché noi cercavamo di lasciarli sempre dietro, non era mai segnalato. E su quel gol io ho visto che realmente la palla è andata a chi veniva da dietro, ma lui alza la gamba, quindi in un modo o nell'altro è sulla traiettoria, quindi il regolamento ti dice che anche se non la tocca ma è su quella traiettoria può dare fastidio al difensore che deve intervenire, a qualcuno che può, anche il portiere, l'uscita del portiere, quindi per me lo va a fischiare. Poi non è quello, 4-0, 5-0 cambia poco. Mi dispiace per quello, ragazzino 2005, e io avevo, ripeto, conoscendo l'unica loro caratteristica che è quella di Malik, e ho voluto giocare con i 3 difensori centrali grandi e veloci, quindi ho sacrificato Cinan, anche se stava facendo un campionato fantastico, però per le caratteristiche di Malik ho messo la difesa appunto ed era tutto a posto. E poi ci può stare il rinvio sbagliato, ci può stare, un ragazzino deve crescere e l'errore serve per la crescita, e io dico sempre che i giocatori devono sbagliare con tranquillità, e quindi però mi è piaciuta che ancora oggi non la butti mai, cerchi sempre di uscire con gli 1-2, hai una filosofia che è quella giusta. Poi a noi non dobbiamo vincere il campionato, noi dobbiamo valorizzare, cercare di far parlare di noi per quello che metti in campo, e io penso che la squadra ci stia riuscendo. Poi posso vincere e posso perdere, tanto perdere 1-0 o perdere 5-0 sempre la stessa cosa, non mi interessa. Però sullo 0-0 la palla di Aggio mi incavolo, perché Aggio 1 contro 1 con l'ultimo difensore centrale loro, se vuole lo può sverniciare a suo gusto. Invece lì ha cercato un altro tipo di giocata, quella è stata una palla importante che se sei un po' più lucido e se sfrutta le sue caratteristiche gli può fare male. Passi sull'1-0 magari può cambiare la partita, però ripeto, non per la prestazione, sono nero perché noi conosciamo loro, lei è preparata per quello e poi purtroppo gli errorini ti fanno perdere una partita del genere, fatta di tanta qualità, è un peccato. La partita deve finire anche 2-0, deve finire 2-0, non puoi, scusando l'espressione, svaccare così e fare brutte figure, anche perché chi legge il tabellino, legge 5-0, può dire grande partita del Castellammare, annientato il Partinico, invece ho visto la sola squadra in campo. Purtroppo mi dispiace dire una cosa del genere, ma è quello che ho visto io.